mi sono regalato questo. Praticamente c'era questa offerta, promozione, diciamo queste cose, questi cashback che vanno tanto di moda, no? Di sta Oral-B che potevi prendere fino a 49,90 € di spazzolini elettrici, no? Allora io ho preso quello da 49 € e niente, poi mi è arrivato il bonifico di 49 €, me li ha restituiti, quindi mi è venuto a gratis. Ringraziando Alessia ovviamente, che è lei che fa tutte queste cose. Oh, guarda cosa ho trovato nella casa vecchia. No, non il MacBook, ci mancherebbe che tengo il MacBook così, no. La prolunga, sai perché? Allora, io ho già preso 2 sedie bellissime della Brunner, mi sono arrivate. Poi ho preso anche un tavolino che sembrava bellissimo, l'ho preso su Camper Sport Magenta e so che è arrivato ammaccato, usurato, ho detto cazzo è usato e danneggiato, ho detto glielo rimando indietro, oltre a essere proprio scemo da montare perché veramente era a pezzi, cioè lasciare ci metti un quarto d'ora ogni volta per montarlo e smontarlo, anche no. Solo che non mi hanno ancora risposto all'email, mi preoccupa un po' sta roba, cioè scrivi ad Amazon, dopo mezz'ora ti rispondono, sti qua dopo giorni ancora devono ancora risponderti, quindi sì. Ultimo acquisto che farò da Camper Sport Magenta, però speriamo anche mi facciano reso di sto tavolino che mi hanno mandato usato e distrutto, insomma era tutto maccato. Quando mi ridaranno indietro i miei cash, i miei soldini, quelli di Camper Sport Magenta, potrò acquistare su Amazon un altro tavolino. Una volta che mi arriverà il tavolino 2+2, cioè tavolino più sedia uguale ufficio, cioè posso mettermi fuori quello che voglio col monitor, col computer, o guardare un film fuori, cioè per dire attaccati alla maca, che ne so io, quando andiamo a fare i campi rom, no, in montagna, cioè ci pensi? Quindi sì, ho detto una prolunga no, può essere sempre utile, insomma questa è anche lunga, cos'è, 5 metri, 4 metri, però non pesa niente e non ingombra niente, cioè una volta fatta su bene, insomma, quindi senza ombra di dubbio ho detto questa me la piglio su. E poi questo fermavivande, un po' fru così, vedi? Fru, 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 fru. E buono per chiudere le patatine, quelle cose là. Possiamo fare su così. Poi guarda qua, me l'ho già preso avanti, avevo preso sta altra ciabattina perché avevo poche prese, perché tra monitor, purificatore d'aria, computer, hard disk, questo e quello, avevo poche prese sotto il tavolo, quindi ho detto quando mi serve ho anche questa. Quindi questa la posso utilizzare per attaccare quello che voglio in esterno, figata. Sì, perché c'era un cavo penzolante, allora gli ho messo le fascette. Mettendogli le fascette, cosa ho visto? C'ho la lucetta di cortesia nei piedi del passeggero, allora io l'ho già scollegata, gli ho rimosso la plastichetta, il vetrino che aveva davanti, e così mi sono detto, ma scusa, questo più questo, cavo dovrei averne, sì, cavo ne ho, e ci attacco la striscia LED, no? Cacchio, figata! Ha tante lucette questa qua, sì. Ora con molta pazienza ci sarà da saldare su questi due microscopici puntini qui dove si vede più e qui meno del cavo, per poi due cavetti, uno nel meno e dall'altra parte ci attacchiamo sto spezzo di capicorda qua, un altro sul più e dall'altra parte ci attacchiamo l'altro capicorda come questo. Questo è grossetto come cavo, no, ma neanche di più fino. Volevo tutti i cavi grossi, no. Eccolo qua. No, aspetta, perché mi servono 35 centimetri. Ho preso le misure. Questo non so mica se arriva a 35 centimetri. Vediamo, sono 35 centimetri. Vediamo, è lungo come il mio pistolino? Sì, siamo là, 35 centimetri. Spelafili e crimpatrice, 2 in 1. Tac, 1. Prepariamolo anche dall'altra parte. Tac, tac. Tiro. Perfetto. Passo a inserirlo nel capicorda. Tac. Schiaccia di cattiveria. Mollamelo anche per. Perfetto. E adesso ripeto la stessa identica operazione anche nell'altro capo. Ora viene la parte più difficile, chirurgica oserei dire. Esatto, sì. Adesso col stagnatore dovremmo attaccare una puntina qui e una puntina qui. La vedo molto dura. Oh, ho anche le varie punte, non lo sapevo. Per fare questo lavoro di estrema precisione pensavo di ricorrere a questa sorta di trucchetto da me inventato in questo momento. Mi pincio qua con del nastro isolante in modo che del nastro di carta, la striscetta in modo che stia ferma, ok? Poi prepariamo il cavolo, qui più, qui meno, l'ho già attorcigliato un pochino
quindi lui andrebbe così attaccato qui, quindi anche qui vedi il cavo poi non sta fermo, quindi anche qui gli metterei un fermapiccio, vediamo poi se funziona sta mia idea. Ecco là, vedi, mani libere, quindi con una mano potevo tenere lo stagno che ho già perso, eccolo qua, e con l'altra il coso che è già bello bollente. Sembra bene, forse anche un po' troppo bollente qua, regoliamo. Sembrerebbe venuto bene, spegni, tac, sembrerebbe. Adesso io non lo tocco, lo lascio ancora lì, procedo invece con l'operazione chirurgica. Eccoci qua col positivo, speriamo bene Italia. Sembrerebbe bene, poi se realmente è bene, ciò questo non si può sapere. Proviamo. Anche una qualità di stagno un po' di cacabis. Italia mi sembrerebbe bene. Per sicurezza diamo un'altra piccola stegnatina ancora. Sembra bene, però sai, col sembra non si va da nessuna parte. Lo lascio raffreddare quei 2 secondi, anche se vabbè, lo stagno prende subito. Proviamo. La cubista. Oh, sembra bene. Sembra. C'era che ho finito il nastro isolante, avrei preferito dargli un mezzo giro di nastro isolante qui per, hai capito? Per evitare solo i tiramenti, solo per quello. Non ce l'ho. Andiamo giù piano, che ci abbiamo una certa età adesso, No, non è che ho difficoltà a fare sti movimenti, assolutamente, è che non vorrei rischiare di prendermi nelle coste o nella spina dorsale gli angoli delle guide della sedia, non sarebbe il massimo. Oh, quanto l'ho usata sta lampadina, è storica, quanto l'ho usata, porca miseria. E te dove ti metto? Te stai là, senza tirare i cavi che chirurgicamente ho preparato. Ah cazzo, qual è il più adesso? E perché quello ha 2 cavi? Ma perché? Vabbè, uno è rosa e ha 2 cavi e l'altro è bianco e ha un cavo. Non dovremmo morire, credo, no? Quindi io nel rosa attaccherei il positivo, il rosso. Adesso con le braccia come si fa? Così, ecco qua. Aspetta, eccola. Aspetta, credo che una è andata. Piano, molto piano. Se si stacca poi impreco. Purtroppo vedi è tutta cineseria qua, nel senso che devi essere piccolino con le manine piccoline e infilarti un po' dappertutto. No, non è una roba sessuale quella di infilarsi. Tac. Proviamo Italia, testiamo prima di fissare tutto, giustamente. Chissà perché non ho grandissime aspettative sul funzionamento di questa cosa. In anyway, concentriamoci. Io adesso apro la porta e aprendo la porta dovrebbe accendersi. 3, 2, 1. Funziona. Grande Singano. Metà sono bruciate. È una luce di cortesia. È nascosta sotto, quindi non la si vede proprio, si vede solo la luce uscire, quindi cacchio me ne frega a me di rifare, perché ne ho ancora, ma non è che vado a rifare perché mi sono bruciate una decina di lampadine, tra l'altro tutte attaccate all'inizio. No, via così e via. Eccola là, vedi che figata, vedi da sotto sì la vedi, e dopo quando arriva lo zio gli chiedo 2 fascette, però guarda, aspetta, guarda, ecco qua, così vedi non la vedi, cioè non la vedi proprio, e aspetta, andiamo ad aprire, prendi questa, spegni, occhio, 3, 2, 1, tac. Oh, grande! E che adesso è giorno, ma va che illumina tanto, guarda che roba. C'è anche da me.
Sì, sì. Cosa succede? Siccome domani ho il dentista, allora devo stare qui non so cosa fare, non ho voglia di stare col computer, anche perché non ho lavoretti urgenti da fare, esatto, non ne ho. Quindi niente, mi faccio l'altra, gioco a fare l'elettricista. Tu mi dirai, sì, ma perché tutte queste volte al dentista? Beh, insomma, ci sono dentisti che tipo per farti una roba ti mettono 10 sedute, quindi non è che uno va 10 volte al dentista, cioè è come di 10 volte è come se andassi una volta, insomma, quello è il gioco. La lampadina è lì, beh sì, la vedi la luce che fa, no? Quindi io direi scendo giù per di là, adesso devo capire come incollarlo in modo che non interferisca con il pedale dell'acceleratore. Poi subito giù per di là, sotto la moquette, da sotto la moquette andiamo qua e guarda, faccio sta striscia qua, l'appoggio qua, è una figata. Così nessuno la calpesta e fa la luce sia di là che di qua e che all'entrata e tutto quanto. Sì, 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 sì. Sì. Anzi no, invece di andare dallo zio che poi viene scuro, freddo, probabilmente anche piove, molto sicuramente piove, mi giro già il camper come ho fatto prima, me lo metto su per la muletta, mi arrampico su per la muletta e tac, gli cambio il coprilampadina. Eccoli là, perfetti, nuovi tutti e due, perfetto. Gli altri appena li ho toccati si sono sbriciolati. Ovviamente dentro c'erano già le lampadine a LED che avevo cambiato, quindi non devo fare niente. Oh, sono stato velocissimo, siamo pronti, pronti? Attenzione! Wow! Che ficata! Devi vederlo dal vivo è una ficata e sicuramente sarà ancora molto più bello di notte. Bello, 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 bello.